Nell'arrivacca a Roma fa un curriero, con la nova che i turchi hanno assediata Vienna con un esercito assai fiero, resta la città tutta spaventata. Quante ne avemo viste e chissà quante ancora ne vedremo, ma per fortuna noi se ne fregamo, ma per fortuna noi se ne fregamo. A noi ci hanno insegnato che chi si impiccia pure sta impicciato, capace pure che muore ammazzato, capace pure che muore ammazzato. Da quando esiste la terra, l'uomo va avanti a singhiozzi, quando non può fare una guerra, cerca di far monnattozzi. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via si corrompe, il mondo è l'ultima palla che gli è rimasta da rompe. L'aria di Roma nostra è un misto di scirocco e ponentino che t'accarezza il cuore piano piano, che t'accarezza il cuore piano piano. Quando l'ha accarezzato il cuore te diventa indifferente e allora non te frega più di niente, e allora non te frega più di niente. Ma che sta succedendo? Oh, è un curiere austriaco, dice che da quelle parti ci sono i turchi. Ma perché? Prima che c'era? Oh. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via si corrompe, il mondo è l'ultima palla che gli è rimasta da rompe. Ma che sta succede? Il gatto, il micetto vostro, l'ho salvato io. Quello non c'ha bisogno di essere salvato da nessuno. È selvatico, se sa No. difendere da solo. E poi può essere lasciato in pace, come la padrona sua. No, non è selvatico, è tanto buono, tanto affettuoso. Beh, che c'è? Mi piacciono i gatti. No, a voi vi piace la padrona. È un pezzo che vi vedo ronzare intorno alla soranuccia. Tutta elegante, signorile e anche un bel po' coraggioso. Au, ma ce lo sapete o no che quella è la donna de Meo Patacca? Lasciatemi passare. Sono Meo Patacca. State buono, sor me, state il pupo. È stato il pupo. A rifà un po' sentì? Avete visto? Amber. A me, i nobili e i papalini ci stanno a smonte. No, so allegri. Sarà che sono allegri, ma per me c'è coglioni. Tu dighi, si approfittano dei loro privilegi. Ma c'è sta sempre un modo per dargli una umiliazione. Lasciate fa a Meo. Incoraggiato dalla vostra benevola allegria, questo umile cavallaro de Trastevere vorrebbe tentare senza offesa una prova de forza.
chiedo scusa del mio ardire, ma vorrebbe pregare una delle vostre eccellenze da accomodarsi a sedere su quel tavolino. Ci vengo io. Oh, ma che siamo matti? A Don Gugliel, ditegli qualche cosa voi. La domma è vostra moglie, mica la mia. Un tantino più là. Ecco. Sul mio onore non correrà pericolo alcuno. Aiuto, gente, li turchi! Mamma, li turchi. I turchi sono arrivati a Vienna! Sì, sono arrivato a Vienna! L'ha detto un curiero finito dal Papa! Stanno a fare una strage da quei parti! Ma che stai? Ma che sei, imbriaco? No, no, eccellenza, è vero, ma possono ciecarmi. Gli infedeli a Vienna? No, no, no. Amici, nobili signori, guardie papaline, ma me fa specie. No, dico Vienna per quanto ne so io, è lontana. Non è il caso di allarmarsi per Roma. E quando ci arrivano qua? Quelli, li turchi, so 8 mani, mica so 8 piedi. Voi pensate che gli infedeli hanno attaccato Vienna e non Roma e quindi ve ne fregate! Ma io vi dico che non tarderanno a venire pure qua! È l'immane flagello che s'abbatte sui vostri peccati! Ecco che t'è! Voi, buoni solo a mangi e beve e fia come gli animali, avete scordato l'anima! Avete fatto del lusso e del denaro i vostri idoli! Sì, voi! Ecco la punizione! Se arriveranno, non ci avrete neanche il tempo di mentite, eh? Mentre chi non c'ha la fede farebbe bene a sbrigarsi al pier battesimo cristiano, così non moriranno da infedeli, non finiranno arrostiti dell'inferno, sti boiaccia! Comunque, però, dovevo fare del tutto per impedire agli infedeli di venire qua, nella culla della Chiesa. Glielo dovevo impedire a costo della vostra vita! Se quelli verranno, faranno scempio dell'uomini, violenteranno le femmine, strazieranno le creature, saccheggeranno, vi porteranno via tutto quello che possedete! Permetterete tutto questo? No, non lo permetteremo! Oh! Ma nessuno c'ha il coraggio di fiatà! Non dite niente! Beh, ve lo dico io chi ci difenderà! L'uomo mio! Meo Patacca! Che signori! Meo Patacca è capace di partire a difendere Roma e tutti noi! Marcerà contro il tutto se necessario! Abate Gerlando! Lo giuro, io per lui! Sia gloria a Meo, arcangelo del Signore! Gloria a Meo! Gloria a Meo! Gloria! Oh, ma vi siete ammattita? A far grasso per Trastevere una cosa, ma andare contro il turco è un'altra! Voi parlate così perché non lo potete sopportare! Meo è un eroe vero! Meo è tutti noi! Meo e tutti voi! Meo Patacca va a Vienna! E viva Meo che va a Vienna! Oh, che ha fatto Meo Patacca? E ido a Vienna! E speriamo che ce l'è. Viva Meo! Viva Meo! Viva Meo Patacca! Piano, fate piano! E che modi sono? Fate piano, no? Devi stare tutte le scarpe! Aspettatemi! Vattene! Avete fatto bene, così si fa. Oh, Chi è qui? davanti a quel papà di lezione, i nobili se l'hanno fatti brutti. Te credo. Se non arrivava la notizia dei turchi, poteva pure finire in mano. Benedetti siano i turchi. Meno male. Ma sarà vera sta storia di Vienna? Boh, Oh, a sentirla gli svizzeri sono saltati su come giocarelli. e te credo.
Loro sono di quei parti. già, so della Io li posso capire. c'è ragione. Ah, oh, il turco fa paura a tutti. Per fortuna che sono cavoli loro. Ma che vedi? Che? Ma che vuoi? E che ho? Ma che sta succedendo? C'è sta pure la Soranuccia con uno che mi pare matto. Strillano evviva mio patacca. No. Dighi? Lo vedete che hanno già saputo che alzate il tavolino? Eh no, ammazza come corrono le voci a Roma, oh. Ragazzi, via qui. Evviva mio patacca! Evviva! Evviva, evviva! Evviva! Evviva l'eroe di Roma! Evviva! Ma che vuole, no? Gloria! Dio mio! Che cuore mio! Cuore tuo! È il cuore di Roma! Matto! Ti benedica, ti ringrazio, arcangelo della fede! Evviva me che va piano! Dove vado io? Ah, no, ma che stanno a dire? Vai a Vienna, cuore mio! A Vienna? Sì! Io? Ah, ma allora ci avete dietro! A Vienna ci stanno i turchi! Esatto! Evviva meo! Evviva meo! Evviva! I mortacci vostri. Andiamo con meo! Attenta a quello! Quello va baciato! Quello è matto! Tirirallo, sbarra la porta e non fa entrare nessuno! Tieni a bada quel matto, non c'ho io a casa mia, quello lungo! Fammi entrare! Voglio vedere mio patacca! Lasciami entrare! Dico, ma che te sei ammattita? Mica te sarai fatta mettere su da sta strega qui! Stavolta vi sbagliate di grosso. Io gliel'ho detto che non ci avresti avuto il coraggio. Sta zitto! Iodi? E fai Iodi? Non ci avrei avuto il coraggio! Fai Iodi! Madonna mia! Non ci avrei avuto il coraggio! Qui non è una questione di coraggio! Qui è che se siamo ammattiti tutti! Tutti se siamo ammattiti! Cencio, per favore, dimmi che non è vero niente! Dimmi che sto sognando, che è un incubo! Dimmi che sto imbriaco! No, non sei imbriaco a me. È tutto vero. E devi da fare qualcosa. Devo da fare qualcosa. Oh! Dovevo da fare qualcosa. Perché tu non scappi? Devo da fare qualcosa. E cosa fa? Qui sono tutti scemi. Ma parlano tutti matti, mi pare. Avete sentito? Ma che te dicevo, amore mio? Sono tutti con te! Va, e non ti scordare che sei un eroe! A Vienna non ci vanno mica gli svizzeri del Papa, ci vanno i tre Severini, ci va Meo Patacca! Diteglielo, Sormeo! Fresca? Vorrei vedi. Grazie. Grazie, troppo buoni, grazie. Romani Tresteverini, io... che vado a dire? A sto punto... È certo che queste grandi imprese sono sempre toccate a noi altri, di Roma. Dico, siamo o non siamo l'eredi di Marco Aurelio, di Muzio Scevola, di Giulio Cesare? E tutto il mondo lo sa che ha fatto Giulio Cesare! È morto ammazzato. Ecco che ha Lo ha fatto. conquistato il mondo Giulio Cesare! Amici, ma io voi spiega a te a chi giovano ste imprese? I papi ci diventano santi, i cardinali diventano papi, i nobili ci diventano re, ma un popolano fregnone non c'ha altra scelta. O muore ammazzato o resta fregnone per tutta la vita. Romani, amici, fratelli, stirpe mia,
Che vota di io, come vedete, sono un uomo de poche parole. Ma benché non è la logica che mi ammanca. Io vi dico solo, visto che siamo in ballo, balleremo! Evviva Meo Patacca! Evviva, evviva! Evviva Meo Patacca! Bravo, bravo! E come disse il poeta, Sursum corda, noi tireremo sulle corde e li impiccheremo! A tutti! Noi vi difenderemo dal musulmano! Noi vi difenderemo! Ascoltatemi bene attentamente. Qui a Campovaccino faremo le nostre, come si dice, riunioni, le nostre manovre militari. È chiaro che io sarò il vostro comandante. Voi, che siete stati i primi a seguirmi, sarete i miei cinturioni. Cencio, Checco-Sciala, Erfava, Peppe, Pirillallo e il pescetto. Vabbè. Ho portato con me maestro Tiburzio, uomo di grande sapienza, il quale sa tutto, puro sui turchi. E ve lo dissi quanto so vigliacchi. Manna Tiburzio. Essi sono vili e selvaggi. Basta considerare che tra di loro non costuma rispettare il prigioniero. Quando catturano il nemico, lo impalano. Avete capito? Te lo infilano con un palo, come che una porchetta. Ammazza, oh. Gli fanno entrare un palo in bocca. No, dalla bocca glielo fanno uscire. Un palo. Un palo. Comunque, mo piantamola de pensare ai pali. Qui bisogna pensare a formare un'armata, Tiburzio. In primis dovrete da pensare pure anche agli rifornimenti. In quanto alle cibarie, io direi da portarsi tutta roba che si mantiene. Polli vivi, conigli. La frutta e la verdura, basta tenerle 30 in panno bagnato. Per cucinarci avranno odori, ma quello è meno. Si trovano pure strada facendo, no? L'aiu, la ventuccia E la mentuccia, lontano da Roma, mica è tanto facile trovarla, sa? Oh, e agli stuzzicadenti non ci avete pensato? Ma lo volete capire che andiamo a fare una guerra? È una guerra, è una guerra! È una guerra. Capisci, Pennarì? Se il cardinale Schmidt ci è venuto apposta da Vienna per parlare col Papa, sta sicuro che sta chiedendo aiuti per l'imperatore d'Austria. È già un'ora che sta là dentro. Vostra Eminenza teme che Sua Santità possa aderire all'invito? Certo, il Papa è un'anima pia. È uno di quelli che chiamano ancora sante le crociate. È puro capace di organizzarne una per st'occasione. Non ci dimentichiamo che al tempo delle crociate vere andò a finire che tutti i nobili più scarcinati e avventurieri ne fecero un fatto di potere personale. Dopo una serie di atrocità, di stupri ed ammazzamenti, se nominorono chi principe d'Antiochia, chi duca del Santo Sepolcro e buonanotte al secchio. Che volevamo fare la stessa fine con sti 4 ombriagoni dei principi romani? A Bennari, se questi arciano la cresta va a finire che diventiamo noi schiavi loro. E quando te lo pagano più il tributo? Che ti dicevo, lupo si infabola, hanno già sgamato, ecco il primo. Il principe Lanzarotti, il più spiantato, avido e puttaniere di tutti. Sai che bel crociato? Ah, in quanto a questo ce n'è anche di più belli. In Trastevere stanno formando un'armata di scalzacani agli ordini di Meo Patacca. Va bene lì. Eh? Ma questa è una notizia meravigliosa. Tu mi stai dando la... Vieni con me.
La santità vostra perdoni la mia irruzione non sine causa. Santità, il fiore della gioventù romana sta organizzando una crociata volontaria contro i turchi. I migliori tra i figli di questa città santa partono per offrire le loro vite ai fratelli austriaci oppressi. Sia lode al Signore, ma e i nobili? Animi splendor nobilitati non cedet. La nobiltà dell'animo vale forse meno di quella del sangue. Vuol dire che col permesso della santità vostra, i nobili aiuteranno l'impresa con offerte in denaro. Vostra Eminenza ha pensato alle reazioni dell'imperatore d'Austria quando si vedrà arrivare quei 4 scalzacani? Penneri, quelli lì, gli scarciagani, Vienna manco sanno da che parte sta. E quando ci arrivano dall'imperatore? Ma mio Patacca sarà considerato un eroe e si tratta di quel pendaio da forca che parla sempre del clero, della nobiltà e di Vostra Eminenza. Ragione di più per levarselo dai coglioni, almeno per un po' di tempo. E così, tanto per saperlo, dall'altri principi ci siete stati? Ne abbiamo già visitati parecchi, Eccellenza, e sono stati tutti molto generosi. Molto generosi. E te credo. Cosa non si farebbe per far piacere al cardinale? Ecco, tenete. Grazie. E così andate a combattere i turchi a Vienna. Andiamo a combattere i turchi a Vienna, eccellenza. E con i soldi nostri? E con i soldi vostri, eccellenza. È proprio una bella idea. Beh, è un'idea del cardinale, eccellenza. Col vostro permesso vorrei contribuire pure io in qualche modo alla spedizione. Magari con gioiello mio personale. Voi intanto date da bere agli ospiti. E voi, Giovenò, venite con me. I cofanetti ce l'ho di là. Da sta finestra io ti guardo sempre, quando passi per a campo vaccino. Ci siamo già abbracciati un'altra volta, ti ricordi? Ah, sì, quella volta del tavolino. Mi ricordo, eccellenza. Lascia perdere, eccellenza, vieni qua. Eccellenza. Lo dico, ma quelli di là, che mica per me, ma che penseranno? No, voi avete detto che era per darmi un gioiello vostro. Eccolo il gioiello mio. Beh, non dici niente. Manco un complimento. Fresca. Brava, vieni. Eccellenza. E sta attento, che scossa. Eccolo. Ma è possibile che avete da sta sempre attorno a me, che non mi rivolto ve ritrovo? E voi non ve portate, fate finta di niente. Tanto, manco me vedete. Ma non c'avete il lavoro? Non c'avete niente da fare? Lavoro? Ma io potrei essere nobile. Avesse delle rendite, che so, case, terreni. Al vostro servizio, Soranuccia stimatissima. Mi chiamo Marco Pepe. Allora, se siete nobile e possidente, perché non andare a pascolando i terreni vostri? Scusate. Lascia tua. Ah, lasciate, faccio io. Continuate a impicciare, mo vi siete fatto male. No. Proprio per niente. Con permesso. Che bella bacione!
È un bocconcino di colazione per me. Tante volte passasse da casa mia prima di andare a Campovaccino. Già un po' di tempo che non si vede passare. È vero o mi sbaglio? È vero, perché? Niente, niente. Io fossi voi non dare retta a quello che si dice in giro. E che si dice in giro, Carfù? Lo sapete benissimo, non fate la finta tonta con me. Parlo della storia di quella nobile che gli si è attaccata addosso come una mignatta. Mignatta? Volevo dire mignotta? Ah, ma allora ce lo sapete. Soldati! Soldati di Roma, crociati! Pronti per la manovra! E cercate di ricordarvi tutto. Piate le posizioni giuste! Cominceremo da fuoco con gli schioppi. Fino a che non ci avremo gli schioppi veri, siamo costretti a far per finta, con i bastoni, ma noi non disperiamo. Allora, pronti al mio comando? Fuoco con gli schioppi! Boom! Mo proviamo a fare un assalto. Andrà tutto bene. Se quando vi troverete davanti ai turchi, sentirete di odiarli proprio come se fossero nemici vostri personali. Romani, Resteverini, pensate come si fosse arrivato adesso il momento di mettere mano agli schioppi, alle spade, alle sciabole, alle fionne. Ecco, immaginate che là ci stiano i turchi, cercate da vederli. Pensate che vanno massacrato e ammazzato le mogli, le madri, le creature. Come no? Io sono orfano, non c'ho moglie, a cosa pensare? Tu pensa a me e al grugno che te fai a combattere. E adesso aprite bene l'occhio. Vi do una dimostrazione io da solo. Metti che qua è pieno di turchi. State a vedere come si fa. E poi a strage! E che stai a fare qui? Sono venuta a guardare le manovre pure io. Perché? Come perché? Queste sono cose da uomini, mica puoi stare qui in mezzo. Non ci sto mica solo io. C'è sta pure qualchedun'altra che è venuta a dar fastidio. Qualche signore elegante, che però sarebbe molto più elegante, vestita di giallo. E mica è una giudia. No, è la mignotta! Oh, ma che ti sei ammattita? È una nobile, sa. Gente mia, voi mi dovete da spiegare perché si può dire principessa alla mignotta e non si può dire mignotta alla principessa. Ah, zitta te nu. Hai capito come te devi imparare a sta zitta? Perché se no... Perché se no? Perché se no chi è? Uno schiaffo, capite? Me coglioni. Capite sì che insulto sanguinoso ha fatto alla vostra donna? Alla donna mia. Dico, ne siete innamorato o no? Quindi dentro di voi la vostra donna. Beh, certo, se la mettiamo così. Quel puzzone. E sapessi poi quello che dice pure di voi. De me non c'è niente da dire. Manco me conosce. Io sono arrivato a Roma da poco, dopo tanti anni. Sia lui che tutti gli altri dicono che siete un viacco, che non ci avete manco il coraggio di affrontare la guerra. Ah sì, dicono. Ma voi ve la sentite di affrontare la guerra? No. Ma che razza d'uomo siete? Che uomo so? Ah, Carfù, io sono uomo che ha viaggiato, che ha letto libri. La guerra, mi fanno ridere. E poi ve l'immaginate Marco Pepe che va alla guerra? Arriva lassù insieme all'altri e schioppettate, fionnate, sciabolate, za, una capoccia, za, una gamba, za, un bramo. Capace che a sto punto subentra la politica.
L'imperatore dei turchi promette una cosa al Papa, fanno un accordo e ecco il corriere. Patapam, patapam, fermi tutti! I nemici non sono più nemici, sono diventati amici e noi tutti contenti a abbracciarsi. Intanto l'imperatore d'Austria, capace che ci fa un accordo pure lui con il Papa. E allora, fermi tutti! Gli amici non sono più amici, sono ridiventati nemici e noi zanga de capoccia, rizzang gamba, rizzang braccia, e zanga de zanga. Il povero Marco Pepe è ferito grave, magari a un braccio. Eccolo, ecco qua sdraiato. E ecco il comandante Patacca. Dimmi, Giovinò, dimmi sì quanto sei fiero di morire per la gloria. E io, che non ci ho fiato manco per parlare, per fargli capire sì quanto so fiero, gli indico la mia gloriosa ferita al braccio. C'è! C'è permesso? Soranuccia. Sor Marco. Oh, e questo non mi ha fatto aprire bocca fino adesso. Io avevo da dire che se voi gli lavate l'affronto che ha subito e sfidate Meo Patacca, la qui presente Nuccia sarà vostra in tutti i sensi. Meo Patacca? Una sfida. È così? Sì. Ah, beh, se è così. Soranuccia, parola di gentiluomo. Prima o poi lo sfido e vi darò soddisfazione. Oh, che vuol dire prima o poi? E che vuol dire? E che vuol dire? Vuol dire alla prima occasione. Intanto sarebbe meglio che noi ci conoscessimo un po' più, che so, che stessimo un po' più insieme. Che ne dite? Non vi pare logico? Perché no? Potremmo cominciare col fare una bella passeggiata. Sì. Magari sotto braccio. Soli? No, ci accompagnerà a Calfurnia, mica per niente, sapete? Così, per le convenienze. Anche se ormai viviamo in una città dove ognuno si fa i fatti sua, ma... A Romani, Meo Patacca c'ha le corna! A Romani, Meo Patacca c'ha le corna! Acqua fresca, acqua fresca, fresca, fresca. Andiamo ai giardinetti. Ma no, andiamo laggiù. Andiamo. Oh, vedi, oh, Meo Patacca c'ha le corna! E mo che succederà? Ah no, la Soranuccia. Fiate per terno, donne. Corna fa 71, duello in vista fa 58. E morto ammazzato fa 16. E l'animaccia di tuo nonno quanto fa? Scusate, Soranuccia, ma quando ci Date vuoi? retta a me, fiate per terno, donne. Andiamo di E qua. morto ammazzato è Di là? sicuro, ve lo dico io. Ma non è che questa strada porta... Che ben porta, ando porta? Che ve porta? Andiamo. Andiamo. Zitto, parla piano. La donna di Meo Patacca va con uno basso che c'ha i capelli rossi come me. Ci va a braccetto così. Meo Patacca c'ha le corna. Ma non fa ste mosse! Ma che te vuoi far vedere da tutti? A comandare. Che vuoi? Permetti? Momento. Una notizia molto personale che ti riguarda. E dilla. Cencio, ancora se stiamo a perdere con questioni di femmine. Le nostre faccende private ormai non contano più. Noi non apparteniamo più a noi stessi. Noi altri apparteniamo alla storia di Roma. Chi è? Certo però che quel fregno ci ha avuto un bel coraggio a venirmi a sfotte a mene. Tu sai com'è? Voglio dire, grosso. Ma che? Pare un cudino di sorcio, una cagatina di pollo. Oddio, certo che se uno proprio te le strappa dalle mani. Ma comandante? Che vuoi? Sta arrivando la Soranuccia. Tu fatteli i cavoli tu, hai capito? Panza in dentro, petti in fuori e bocca chiusa. E giù guardino. Hai capito? Sarà, ma io dico che era meglio andare a passeggiare ai giardini. Ecco, vedete, sa? È qui che gli eroi romani vengono a fare le manovre.
Manopre di tutti i generi. Eccellenza. Fresca. E che qualche lavannara di Trastevere si è messa a frequentare i nobili? E perché no? E perché no, eccellenza? Visto che i cavallari di Trastevere frequentano le dame col prurito al culo a brodo. Siete venuto a farmi una provocazione, Sor Cosetto? Beh, insomma, no. E ditegli quello che gli avete da dire. E diteglielo. E da dire quello che gli avete da dare. Certo che voi avete fatto un pubblico insultamento a sta brava ragazza. E a voi che ve ne frega? Dice a me che me frega. E allora? Molto inchiodo con un ragionamento che non fa una grinza. Ma quale ragionamento, Sor Ma? Qui non si tratta di ragionare, si tratta da sfidarlo. Una di sfida. A Meni. Sì. Atene. Sei venuto a fare su vendette. Saresti un paladino. E vabbè, a paladino. Come la risolviamo? A sciabola e fionna. Peppe, ti ridallo. Una sciabola e una fionna al paladino. Si di sfida da essere. Di sfida sia. Cominciate. Per il primo corpo a Meo Patacca, che è lo sfidato. Oh! Ha rinunciato al primo colpo. Che umiliazione che è stato! Come un eroe antico. A paladì! A riprovici! Non mi fate ridere, è un duello! Ah, ridicolo! Ameo! Quello tira con gli occhi chiudi! Non vedi che... Rimortello corto. Limortello corto. Oddio, gli avrà fatto male. Oh, io ho ancora da capire per chi si preoccupa questa. Forza, sorveglio! Coraggia a me, che non è niente. Oh, tu, comandante, è solo una contusione, una ricossa. Dai, Ameo, fai a vedere chi sei. E sa. Oh, l'ha accorto! E il mondo scappa! Pensatelo, Torneo! Ti ha fatto uscire!
poveraccio. Ma che siete bestie? Ah, io ancora mica ho capito per chi si preoccupa qui. Ma che te frega? Ma ve volete fare i cazzo la nuccia? Un po' di contegno. Sì, ma... Mamma, che bello! Ma io che t'ho fatto? Non vedi questo? Ma che sto a fare? Via la sciarpa! Che ci hai messo a Chi è? E pace! E via. Oh, saranno vigliaccata, ma a me... Sai quanto me ne frega? Oh, che diavolo! Una cosa simile non si era mai vista! Ameo! Sei grande! Bravo, bravo! Questa, o nobile, è la sciabola del vostro paladino. Aridategliela, se mai o rincontrate. Meo! Io non... Sarà Calfù, io volevo soltanto dimostrare che non so una che si può umiliare così, che c'è qualcuno che mi difende. Io volevo che... Te capisco, figlietta mia, te capisco, te capisco. ma per chi piagni? E che ne so? Piango per l'anima dell'immortale! Barcheravo! Barcheravo! Aspetta! Aspetta! Fermati! Fermati! Ando vai? Dove vai? Non fa niente, portami dove pare! Andiamo, sbrigati! Andiamo? Va, dai, sbrigati! Corri! Corri! No. Io di fronte a un duello non mi sono mai tirato indietro. Finché si tratta da mena botte, figuriamoci. Lo può chiedere per tutta Roma, guarda. Ma un duello? Qui la cosa è diversa. Qui si tratta di andare a combattere contro un'armata. E dico, parliamoci chiaro, dico, chi l'ha mai fatto? Che ne so io? Chi so, Goffredo da Buglione? E tu ste cose le sai? Le sai ste cose? E non è che dici, damogli una mano a sto poraccio che c'ha un problema da risolvere con gli schioppi e cose. No, tu pia me butti in mezzo. E non solo, non contenta, mi porti pure uno a sfidarmi a me, ne dice dategli quello che gli dovete da, ditegli quello che gli dovete da di. Ma tu avete sti tre zozzoni con quella vecchiaccia? De che? Guarda, mi possino cegarmi io prima che parto un altro ricordino io da lassare. Io vado su, busso, se è il caso sfonno la porta, me la trovo davanti, gli ammollo un altri 3-4 sganassoni e me ne vado, hai capito, brutta vigliacca che non sei altro? Te lo faccio vedere io, te lo faccio vedere. Entrate, è aperto. Sì? Nuccia. Beh? Io dopodomani. Dopodomani?
Parto? Parti. Parto per la guerra, Nuccia. Antoniuccia. Parti per la guerra, Meo. Bartolomeo. Non mi ci avevi mai chiamato Bartolomeo, Nuccia. E tu non mi avevi mai chiamato Antoniuccia. Io, prima da partire, te volevo da abbracciare, Nuccia. Io non c'ho mamma, non c'ho nessuno. E io chi c'ho? Nuccia! Meo! Tu almeno c'hai quella zozzona di Calfurnia, ma io chi c'ho? Meo! Nuccia, ma se posso sapere che vi è venuto in mente? Sì, però pure te certe volte... Io? Prima dimmi che mi vuoi bene. Sì, ne te voglio bene. Solo che a me ne. Sine, solo che a te. Solo che a te. Quanto ti piace? Mi piace d'urgenza. Come se leva questo? Ammazza, ce n'è un altro? Sì. E questo non si slaccia? Amore mio, amore. Nuccia, io posso pure che morire. Io vado alla guerra. No, mio, no! Come no? Il turco è cattivo. Mi dicono che... Come se leva questo? Nuccia. Uffa. Nuccia. Dammi una mano. Il turco è cattivo. Mannaggia, Nuccia. Nuccia. Uffa. Anu. Nuccia. Amore mio. Ammazza. Anu. Non mi fai solletico. Anu, lo sai che oggi ci sono certi cosi, certi vestiti che tu pia, fai così, non lo so, ci deve essere un gancio dentro, che tu pia, apri e zancate. Fresca. Si apre tutto. E tu come ce lo sai? Io non lo so. Come ce lo sai tu? E che ne so io? Io non ho mai... Brutto zazzone, ce lo so io come ce lo sai tu! E che ne so io che tu ce lo sapevi? È inutile che stai a negare, capito? Nuccia, Antoniuccia, permetti, me l'hanno detto, ma non mi ricordo chi. Brutto disgraziato! E vengi a piangere con me che parti per la guerra! Vuoi che te lo dica io come ce lo sai, brutto zazzone? Non te voglio più vedere, via! Via! In hoc signo vinces. Io benedico sta bandiera che è stata creata per voi dalle donne romane, che è ricamata sopra una fionna, simbolo della forza, e un fasciolo, simbolo della bontà. E qui, vicino a me, ho voluto in questa occasione pure un'altra bandiera, quella austriaca, che voi renderete libera, perché questo è il volere del Papa. Se lo ricordino i vostri comandanti, coloro che vi guideranno in quest'ardua impresa. Ma soprattutto io mi rivolgo a colui che ha ideato sta crociata volontaria. Io mi rivolgo al comandante in capo, qui unus omnium imperat, come dicevano i nostri padri antichi, a colui che su tutti comanda, a Meo Patacca. Diamolo a Dio i sordi nostri. E ora arrivederci, eroi nostri. Vobis vale decimus. Soldati di Roma, in segno de saluto, fuoco con gli schioppi veri. Pronti? Fuoco!
Maccia vostra! Piazza in corpo. Namo. E dai. E muovete. C'è la guerra. Viva, viva Meo! Patacca. Zupara, zupara, pa! Forza. Zupara, zupara, pa! Allegria. Noi siamo crociati, ci avremo la me! Zupara, zupara, pa! Aiuto. Zupara, zupara, pa! Ci siamo. Perdonami me! No, perdonami te. Viva, viva Meo! Patacca. Namo. E dai. Muoviti. C'è la guerra. Viva, viva Meo! Patacca. Zupara, zupara, pa! Per forza. Zupara, zupara, pa! Allegri. Partiamo, partiamo! Noi siamo crociati e ci abbiamo la fe! Zupara, zupara, pa! Aiuto. Zupara, zupara, pa! Ci siamo. Ama, arrivano mamma, li dorchele, 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 viva, viva Meo! Patacca. Art! Art! Salutate Roma Nostra, ragazzi. Ormai siamo fuori de porta. Da sto momento ci aspettano solo chi è campagne. Se potrebbe fare merenda? Passa parola, vedi se si può fare merenda. Passa parola. Ma che so, si può sapere? Oh, davanti già stanno a mangiare. Volevo dire io, ti pareva. Il romano fuor de porta sentesi tosto ovunque forastiero. Ogni strada è per lui sì gran mistero che non sa donde viene e dove porta. Certo che a casa a quest'ora si starebbe meglio. Voi metti. Che ci faranno a Roma a quest'ora? Dite che staranno a pensare a noi. A quest'ora giù per Riva Grande si alza il ponentino. E Trastevere si fa bella, come panna una festa. Si digna il grugno de rosso, come una bardracca de sottoponte. E l'aria si riempie d'odori. Chissà se mia moglie si sarà ricordata di annaffiare i vasi del basilico. Che tempo ci farà? A Roma. E io devo da chiudere, sa. È da oggi che sta facendo su e giù per sta scala santa. C'hai da peccati belli grossi, figlietta mia. Oh, io ce l'ho tutti, meno quello dei fammi i fatti dell'altro, hai capito, zifra? Mia massima colpa, peccatorum. Madonnina mia benedetta. Oh, fai che per Roma non si sappia mai, eh? Certo, però, io c'ho un gran rimorso per aver mandato quei poveri figli di mamma a combattere. Uffa, aio! Oh, muoviti come te sto a pregare!
È roba che a forza di far su e giù per sta scala c'ho due ginocchi che so due cocommeri. Ma non è che mi sto a lamentare, anzi, ti farò tutte le penitenze possibili. Ti andrò a portare i fiori in chiesa, ti andrò a portare i ceri, ti vado appresso ai funerali. Però tu mi devi fare una grazia. Mi devi far tornare a casa sano e salvo, meo mio e tutti quelli eroici romani. Oh, ma dove siamo isti a finire? Ma che c'è? Siamo arrivati a strada un'altra volta. Comandante, e noi avevamo pure fame. Sono giorni e giorni che camminiamo. È certo che sono giorni che camminiamo, ma è possibile che se siamo ripersi la strada? E che è colpa mia? Io ho sempre scelto la direzione interrogando le stelle. E se vede che le stelle t'hanno detto le bugie. E chi se ne frega? Io dico mica se metteremo paura, no? Siamo un'armata. Continuiamo a andare lì. E mondo stiamo? Sto bosco non finisce mai. Io ci avrebbe pure un po' paura. Di mamme. Niente paura, ragazzi. Era solo che un uccellaccio. Quando siamo capitati, sti animalacci notturni tengono tutti l'occhio come al fuoco, come se fossero al diavolo. E che è l'inferno? Zitto, non nominare l'inferno, perché è proprio in posti come questo che succedono fenomeni diabolici che mente umana non può te spiegare. Sì, ma noi, dico, c'avemo la benedizione del Santo Padre. O no? Santa Elisabetta, portate la paletta per scottare il culo alla ciovetta. Andiamo, ragazzi. Mi pare da vedere i turchi in agguato dappertutto. Certo, se ci assaliscono qua in mezzo finimo tutti con un palo. Lo sapemo. Aio. Coraggio, ragazzi. Ragazzi, stiamo vicini. A Vienna, a Vienna. No, dico, stiamo vicini l'uno con l'altro. Hai capito? Per cui. Vedo un chiarore. Eh sì, per bosco! Sta per finire! Ci manca poco! Sta per finire! No, ragazzi! Sta per finire il bosco! Andiamo! Siamo arrivati, dai! E dove siamo venuti a finire? Zitti. Guardate! Guardate là! Guardate! Le tombe! Calmi. State calmi, state. Ricordatevi sempre che siamo stati benedetti da Cocoso. Dal Santo Padre. O no? Per cui state calmi. Calmi. Sono le anime dannate. Ecco che sono. Ma non lo capite che sono le anime dannate? Zitto. State zitto, state. Sentite? Stanno arrivando! Altro che anime dannate. Oh, quelli sono turchi. Può essere. E se so turchi vengono da aver saccheggiato qualche villaggio o città qui nei circostanze. E dentro al caro ci stanno le donne. Bravo. A Belisario! A Belisario! Belisario!
Sono arrivati, tutto bene! Andiamo? È andato tutto bene? Tutto bene! Ma quali turchi? So briganti, so. Non avete sentito come hanno chiamato a quello? Belisario. Il brigante Belisario. No? E qua carettata de donne. E quelle sono mogli, sono figlie di signoroni, dame, che quelli hanno rapito per poi farsi dare i soldi dai parenti. E mo che fa? Mo che famo? Famo? Adesso... Come che famo? Gli diamo addosso, no? E liberiamo quei sventurati. No, dico mica che ci avremo paura, siamo un'armata contro 6. Senti. E vabbè, se 7. E noi lo sai che famo? Eseguiremo quella manovra che abbiamo studiato a lungo con Tiburzio contro i turchi. E cioè noi ci disponeremo a semicerchio, ecco, lungo il bosco. E a quel punto c'è un... Tiburzio? Dove sta Tiburzio? Chiama un po' Tiburzio. Zitto! Stavo seguendo. Oh, dunque, una volta risposti a coso, Tirilallo, con 4 o 5 fucilieri, si dirigerà verso quel posto laggiù, lo vedi? Dove continua la strada? Mando guardi! Guarda là! Là! C'hai paura, e quello è l'unico posto dove non si combatterà per niente. Lascia perdere sta bandiera e preparati all'azione. Com'era poi? Appunto. Ecco, una volta là, tu comincerai a fare una grande canizza, una grande caciara, botti, ordini, spari, marinarto, i banditi crederanno che l'assalto dell'armata viene da qua parte e andranno dove? Dove cercheranno rifugio? A qua. E qua che c'è sta a aspettarli? Noi altri che piglia da addosso. O no? Oh, sì. E allora dai, via, stetti, dai, andiamo, muovesi, dai, veloce. Fucilieri con me! E non vi fate vedere. Tirilallo è arrivato. Tenemosi pronti a sostenere l'urto del nemico. Passa parola. Passa. Via! Armate! All'assalto! Fuoco con gli schiaffi! Assaltateli! Ma Belisario, senti! Sono soldati, sparano! E Vincenzo! Che volevo fare? Sparano! Sparano io! Armate! Fuoco! Sparate! Ai cavalli! Dai, cacarino, Ecco, pronti. Vedrete che mo arriva. Datevi uno schiaffo. ammazzateli tutti! Armate! All'assalto! Andiamo per bosco? Ma che sei matto? Andiamo per la strada! Oh, ma che fanno? Non vengono da qua. Pare da no. Ma come pare di no? Ma allora... Ma che se ne va? Ma non avete capito niente! Dove andate là? Oh! Mazzanossi da ammazzarsi! A disgraziati! Ai, oddio! M'hanno ferito! M'hanno ammazzato! Non me muovete! Ai, mamma! M'hanno ridotto come una porpetta! Non lo muovete troppo. Io me moro! Salutate mia moglie! Oh, speriamo che non sia Dio grave. mio! No, è solo un po' di spavento. Tirilla! Tirillallo! Ma Tirilla! Come stai? Come andà? Sono venuti da sta parte! Abbiamo visto tutto. Comunque il tuo eroico sacrificio non sarà stato inutile. Sta a sentire. Tibù? A ricordarmi se che sta manovra con i turchi non la dovemo mai fare. Hai capito? Carme, fate carme, signore, ci pensavo noi! Siete pure fuori, madonna! Siete libere! Oh, vedi, e questo sarebbe... madonna! Non vedi che roba! Ora, avete aperto finalmente! Ah, guarda qua che roba! Comandante! Sotto, Che vuoi? Le dame! Beh,
Sono mignotti! Accariciare! Metti giù la mano! Che ci fate voi da sta parte? Ma che ci fate voi? Noi stiamo a lavorare. Coi briganti! E coi briganti, perché non sono uomini come l'altri? E ci pagano pure bene. Ma fammi il piacere! Ma dovevate capitare proprio da ste parti? Come se noi sapessimo dove sta! Ma senti che discorso. Comandante. Che vuoi? Siccome mia intenzione è descrivere un diario storico sulla spedizione, sulla giornata di oggi, che devo scrivere? Adibù, tu azzardi da scrivere una sola parola su quello che è successo oggi e io il diario storico te lo faccio magnà. Dicono che oltre che essere un bravo medico, è anche nobile. Come avrà fatto a venire fino a qui? Era in viaggio e i banditi la salirono nel bosco dei 7 Cammini e lo mezzo macellarono. Per quando è vero si è dovuto venire a rifugiare qua a Tivoli. Te posso inacchiappate, ma è stata la corsia dell'orecchio. Lo vuoi risentire? Sì, stamma a senti tu. Dunque, devi atte due ranocchie, le devi far bollire dentro 3 sgommarelli di acqua di pozzo, acqua me puzzi. E quando l'hai fatta freddare, la devi da bere. Si chiama acqua de zompi di ranocchie, capito? Via qua. Quando l'hai bevuta, devi da dire per 3 volte singhiozzo, vattene in der pozzo. Singhiozzo, vattene in der pozzo. Va, vattene anche tu, va. E ricordati di portarmi le galline, Ecco. Io dico, sei una balena e vattene dal veterinario, no? Avanti in antro. Lì, morti. Sti canacci, mi sono venuti a cercare pure qua. Eccellenza, devono certi soldati romani. Gli serve in Gerusico, c'hanno un ferito. Eccellenza, avevamo bisogno di voi. E perché proprio di me? Che me conoscete? No, noi non vi conosciamo. Però ci hanno detto che siete bravo. Ah, non me conoscete. Ah, aspettate un momento. Aspettate un momento. Che non mi sento tanto bene manco io. Mannaggia, mo che faccio, che gli dico, che gli racconto? Scusate tanto, Prego. Che un mal de denti. Li avevamo conosciuto noi che gli scrocchiavano tanto le scarpe. No. Beh, che famo? Beh, che ne so, andiamo. E andiamo. Una tomba. Scendete. Vabbè, mi rendo, ma non mi ammazzate. Ma che bevi, eccellenza? Non siamo mica briganti. Ah, non siete briganti. E il ferito sta là sotto. Là sotto? Ma allora non vecevo un dottore, vecevo il becca morto. Eccomi, che è successo? È rimasto ferito in combattimento. La vedi? C'ha il mal dei denti, però dicono che è molto bravo. Ma questo tutto freddo. Ma è a pezza. Beh, che vuol dire? È sempre un sintomo, no? Ai. Trattati di male polmonista. E che? Te dole? No. Te dole? No. Te dole? Ecco là, è proprio male polmonista. Allora, ya farà guarì? Non lo so,
Mo' vediamo. Dammi un po' qua per sotto. Oh, mi senti? No. Ecco. Chi è? Chi è? Via sta pesta e buttala più lontano che puoi. Dai, dai, Tu? Orsù, coraggio! Dai, tiri là. Su, con le tue ultime forze residue rimaste. Dai, tiri là. Dai, Sì, che devo dire? Cazzarola, te ci voleva tanto. 1, 2, 3 e 4. Zitti tutti. Campa, more, campa, more. Campa, campa, ma lo dovete da curare. Lo dovete da imborsolare dentro una coperta piena di sterco di cavallo, gallo. E gli dovete far di, o glorioso San Giovanni Battista, salvami da sto male pormonista. È molto bravo. Beh, io vi ringrazio tanto. Scusate, giovinò, ma che ci fate voi da te parti? Andiamo a combattere contro i turchi. Noi Ah. siamo li crociati di Roma. Avrete certamente sentito parlare di me. Mi chiamo Meo Patacca. Siete meo patacca, me coglioni. Ma allora è proprio il cielo che vi manda. Perché? Ma come non sapete niente? No, di che? Una squadraccia di turchi zozzi ha occupato Squarciarelli, è scesa giù dalla Tuscolana. I turchi? Che stai a dire? Sì, stanno a poche miglia da qui. Hanno occupato il paese con trucco diabolico. Si sono presentati vestiti da cristiani e parlano come i cristiani. E una volta dentro. Che hanno fatto? Hanno occupato il paese. Medico, quello che dichi è vero oppure è frutto di fantasia popolare, de chiacchiere? Ma me posti non ammazzarmi. Ragazzi, stavolta ci siamo davvero. Ci siete? Quanti ci sono? siete? So in tanti? Pochissimi, ma furbi come diavoli. Non vi fidate del vestiario e della parlata. Parlano come cristiani, sono istruiti apposta. Vabbè, so furbi, ma pochi, no? Pochissimi. Niente. Cencio, accompagna il cerusico e pagalo. Sì, accompagnami e pagami, andiamo. Hai capito, sti musulmani? Hai capito, sì che te ci dà? Un trucco, hai capito? Un trucco come il cavallo di Troia. Senza offesa. Ma che non si credessero che io so un fregnone, io. Che non si credessero da potermi sottovalutare. Perché mi sta venendo in mente un controtrucco che li fregamo con le mani loro. Proprio con le mani loro. Arrivano i turchi! A quell'uomo, ando sta al centro del paese! Arrivano i turchi, mamma, i turchi! Mettetevi a riparo, gente! Arriva l'armata turca! Scappate tutti a casa! Preparatevi a difendere, arrivano i turchi! Oh, ma che succede? Arrivano i turchi! Arrivano i turchi! Ma che stai a dire? Sì, i turchi, l'ho visto io, me possino cegarmi! Squartano i ragazzini, scappate! Scappano le donne! Ali burini li vanno a pezzi! Scappate! Salvate burì, salvate! E noi che famo? Fammi parlare con chi comanda che gli spiego che dovete fare! Sta là!
Pare che non ci sta nessuno. Andiamo avanti e occhi aperti. Io dico che qui se ne sono di tutti. Hanno abbandonato il paese, turchi e cristiani. Beh, noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, siamo tutti testimoni, quindi... È un'imboscata, ragazzi! A riparo! Reagite come potete! A tutti! Turchi vigliati! Turchi ammazzati! Non se preoccupiamo, ragazzi! Tirano solo la roba! Io ve l'avevo detto, sono vili e selvaggi. Infedeli! A maledetti! Che turco schifoso! Cozzozzone! Quello ci viene, ah sì, E mo tu vedi! Che è turco di... Se sono mascherati bene, eh? Sembrano proprio cristiani! Ce l'aveva detto quel cerutico? A musulmani! Chi è? Li mortacci tua! È di tuo nonno! Oh, parlano proprio come lui, hai sentito? Un portaordini! Ma che fanno i fucilieri? Non sparano! Chiamatelo un portaordini! Oddio, oddio, oddio! Oddio! Non importa, faccio da me! Fuoco con gli schiaffi! Fermi, basta sparare, cessate il fuoco. Stai scina bandiera bianca. Sarendeno. Eccolo che è. Una bandiera con uomo attaccato. No, dico quello sarebbe il capo. Il capo dei turchi. Un nano. Oh! Prometti che escite fuori con le mani alzate e vi rendete e io vi prometto che avrete salva la vita. E come se potremmo fidare? Voi siete infedeli e la vostra falsità è rinomata. Se voi... A noi saressimo infedeli. Per bove che dice cornuto al somaro. E state ben zitti. Oh, ma lì che ci sono le donne e i ragazzini del paese? Certo che ci so, vorrei vedere. Hai capito, Ernanetto? Hai capito sì perché si fa forte? Tiene lo staggi, tiene. E vabbè. Prometti che non sarà torto un capello a nessuno e la risolveremo fra me e te a singolar tensione. Ma se può sapere che voi? Come che? Una di sfida fra me e te, fra capo e capo, e tutti gli altri fuori. Boh, e famola. Ah, fa. Ma lo capo del paese non sarebbe io, è mio cugino Romolo. E dove sta? Qui con me. Mo scendiamo giù, va. E vabbè, scennete. Mi tocca menare sto Romolo. A Romolo.
fo? Che gli fo? Che gli fo? Che m'hai cercato? Voi saressimo il cugino? So il cugino. De sangue? De sangue. Tutto regolare. Ma veramente... Oh. Coraggio, comandante. Noi stiamo qua. Ho vedo, ma io sto qua. Senti, Musurma, io mo... duello a parte, no? Dico, ti posso dare una ultima probabilità di avere salva la vita. Tu mi prometti che ti fai cristiano, ma me lo devi promettere, e io ti prometto salva la vita. Oh, fatte tu cristiano. Noi siamo già cristiani, mica siamo turchi come te. No, io non sono turco, questo è un trucco, una... Come siete cristiani? Siamo cristiani. Siete cristiani? Come te no? credo. Perché siamo giudì? Fate un po' il segno della croce. So fatto. Se so fatto, il segno della croce, sono cristiano. Eppure noi siamo cristiani, io sono meo patacca. E così tu mi sei venuto a dire che i crociati di me non sono iti a Vienna. Sì, eminenza. Come sono usciti da Roma, se sono sbragati a Magnà, a prima porta. Poi, dopo non so quanti giorni de giri e de rigiri, andò su a finì a Bagni de Tivoli, eminenza. A Bagni de Tivoli. E da lì se sono portati appresso certe donne, eminenza. Femmine. Mignotte. Proprio, eminenza. Poi se fosse sono iti a dare la sarta a Squarciarelli. Ha capito sì che roba? Sta comodo. Sì, eminenza. Mettete a sede. Sì. Ma tu perché mi sei venuto a raccontare tutto questo? No, eminenza. No. Non è come pensate voi. Io non ci so tagliato per fare lo spione. Io sono un poveraccio, mi devo da difendere. Eminè, io per colpa dell'eroe che ha dato la sarta a Squarciarelli, mi sono segnato per tutta Roma. So schifato, eminenza, schifato. Per quanto, forse, con il vostro eminente aiuto... Che genere d'aiuto, figlietto mio? Beh, che genere? Si fa per dire, eminenza. Se voi facessimo di me un gentiluomo rispettato, io sarei visto con altri occhi, pure da una donna un po' ambiziosa, no? Tanto più che non sono i modi da gentiluomo che mi ammancano, eminenza. Mi pare una richiesta giusta, figlietto mio. Eminenza, io... Tu però mi devi da dire solo una cosa. Sì, eminenza. E spassunte magna la mano. Mi scuso. Mi devi da dire, se venendo qua hai parlato con qualcheduno interno di sta faccenda di me. L'ho detto a tutta Roma. Bravo. Grazie, eminenza. Beh, io penso che un gentiluomo come te ha diritto ad averci qualche guardia al suo servizio. Ti cedo un po' dei svizzeri, ti sta bene? I svizzeri? Ma me pare da sognare. Tu hai capito, vero, Pennarì? Hai capito, vero, Pennarì? Beh, provvedi. Beh, i svizzeri. Te li dà lui. Ah, sì. Grazie, eminenza, io vado a prendere i svizzeri. Andiamo. Il percorso dell'eroe. Porta del Popolo, Porta, Bagni dei Tivoli, Squarciarelli. A Pennarì, se continuano così bisognerà mettere Roma in salvo. Ci hanno circondato. Sono gagliardo, Alto! Andiamo di là.
Oh, e mo andiamo di là. No, andare di qua. Oh, che fai? Discuti? Guarda che io ti degrado, sai. E poi devo passare sotto casa di una persona che dico io. Perciò zitto e mosca e andiamo di là. No, andare di qua. Che fai? Oh, guarda che lo dica al cardinale, sa. Oh, ma cani che sistema, come? Che fate? Mettetemi giù, mi sciupate tutto il vestito. Ma qui, stiamo a Piazza San Giovanni a Paolo. Quella agogna. Che fate? Non Ma mi la cogna, credete? come ordinato sua eminenza cardinale, Ma che scherzate? Ma come? Un gentiluomo come me alla gogna? Ma che siamo matti? Oh, come? No, fermi. Che ho fatto? Mi frega nel cappello, è il cappello mio quasi nuovo. Ma che è, uno scherzo? Ditemi che è uno scherzo. Aia, a me mi sa che questo è proprio uno scherzo da prete. Quindi sono scherza. Tu sarai a cogna e gridare giorno e notte che sei un bugiardo e che per invidia e gelosia hai inventato falsità contro grande eroe mio Patacca che rischia sua vita a Vienna, sì? Cosa dici io? Grida! Ma che? Oh, che ve ne andate? Non ve ne andate! Grida! Se no tu rimani qui per sempre, sì? Sì, sì, mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia! Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia! Ammazza quanto sei viacco, io ti sputerebbe addosso! Ma non vedi sta serpe avvelenata, Io t'accecherebbe l'occhio. Ma lo vedete sto così infame, queste Ma non c'è niente da fare, ma proprio Guardate qui, sì che carogna ma schifosa, Guardate. Ecco, impara a dire la verità ai cardinali. Ma che c'hai fame? So 2 giorni che non mangio, tu. Poveraccio. Perché mangia? Grazie. E mangia? Mortacci, tu. Mortacci vostri. Mio Patacca è un eroe. Io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventata e infamante bugia. Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante. Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia. Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia. Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia. Chi sei? Che mi sei venuto a piare? Pusso io, so, che? Io mica devo da morissa. Ah, beh. Ah, sora Nuncia. A sormà, io vedevo da parlare. Vedevo da parlare. Beh, veramente, ci avrei un po' da fare. E poi non voglio più parlare con nessuno, va bene? Oh, non voglio più aprire bocca. Tutto quello che devo da dire è che mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone, che per invidia e gelosia mi sarei inventato un'infamante bugia, va bene? Oh, ma quest'antomo del Papa non dorme mai. Così lo preoccupa l'arrivo di sti profughi di Vienna. Pare che sia un migliaio imminenza, tutta gente partita dall'Austria venuta qui dopo la mansata turca. Beh, mica ci spaventeremo per questo, no? Nel giubileo del 1225 furono capaci di sistemarsi 100.000 pellegrini. Voi che non sistemiamo sti 1000 profughi? Dove un goccio di vino, per favore? Aspetta, Pennarì. Sti profughi viennesi hanno da essere subito isolati, lontano dal Vaticano e dai nobili. Evitiamo che qualche curioso gli chieda notizie dell'armata romana e quelli gli dicono che non l'hanno mai vista né intesa nominare. Ecco, quando sarà il momento di fare il sistema qua, intorno a Porta Portese, fare chiudere il traffico della porta e sgomberare la zona in giro, sia dalla parte dei tre, sia per un paro di miglia fuori delle mura. Attenti, mi fate male. Attenti. Piano. So tutto un dolore. Aio. Ach, che zum Teufel. Aio, mamma. Non vi scomodate, Venite, sormà, che vi aiuto io. Sì, ma piano però. Piano. Oh. Guardate come mi hanno ridotto.
Appoggiatevi pure. Sì. Appoggiatevi, Sor Ma. Ah, io. A qualcuno gli facevo pena, ma qualcun altro m'ha ammazzato. M'ha ammazzati! Qualcun altro m'ha fatto di tutto. M'hanno bagnato pure le scarpe. Sentite? Non mi scrocchiano più, me si sono tutte invecchiate. Quanto mi dispiace, Sor Ma. M'hanno fregato pure il cappello. Era tutto di feltro, nuovo. Poveraccio. Stringetevi a me, che va reggo. Sì. Ditemi un po', Sor Ma. Voi mi volete ancora un po' di bene? Vorresti essere l'uomo mio? Ah, io, che avrei da fare stavolta? Mi dovete da dire la verità. Ehi, sta arrivando altro vino! Scendiamo. Ma come, giù? Scendi, t'ho detto! Mi piace camiciare, camiciare mi piace. Mo avete visto, no? Andiamo via. Sta zitto! Andiamo? Chi è? Che? Andate e sparate! A chi? Lo sapete benissimo a chi. Ma come? Sparaglie? Una fucilata? Siete o non siete l'uomo mio? Allora vendicatemi! Sì, vabbè. Ma bruciapelo. Vabbè, io vado. Vado, eh? E andate, che aspettate? Vado. Mannaggia. Aspettate, eh? Non ve ne andate. Scappiamo, Soranu! Scappiamo! Scappiamo che l'ho fatto secco! Andiamo, l'ho fatto secco, l'ho fatto! Andiamo, Soranu, scappiamo! Gli hai sparato! Gli hai sparato! Sì, gli ho sparato come eravamo rimasti d'accordo! Me l'hai ammazzato! Assassino! Io non ci vado con gli assassini! Me l'hai ammazzato! Hai ammazzato l'uomo mio! Ah, me l'hai ammazzato! Assassino! Ma non ero io l'uomo vostro. Ma è Nuccia. Nuccia! Soranu. Meo! Soranuccia. Meo! Meo! Meo mio! Nuccia mia. No. Non si fa così. 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 Non si fa. Non si fa così. Non si fa così, non si fa così. Ma tu come ti senti? Io sto bene, tu? Solo che non ci ho capito niente. Ma che è successo? Non me lo domandare. Non me lo domandare. No. Perché è entrato uno. Ha chiesto permesso. E ed è sceso. Ha sparato una schioppettata e se n'è rinato. Mo, allora dico chi c'ha ragione. Non ci pensare, non ci devi pensare più. No, è entrato uno. Ha sparato una schioppettata da dentro accesso. E poi se n'è rinato. Mo chi c'ha ragione, io o lui? È entrato uno. Da quando vi siete ripersi la strada, ogni tanto ci ritroviamo a sto fiume. Mo so settimane che stiamo a girare.
Amore, Tiburcio dice che c'è un fiume puro vicino a Vienna. Non ho detto che è questo. Io non mi impegno. Lui non si impegna, io mannaggia. Le staffette. Comandà, c'è notizie! Comandà, vi portavo notizie grosse! Fermamese. Sentimo che ci dicono le staffette. Comandà, al di là di quelle alture, ci sono le mura e le porte della città. Della città! E de fuori delle porte, tra una fila di mura e un'altra, c'è accampata tanta gente straniera. Sulle mura e sulle porte si vedono tante bandiere forestiere. Ma qua la gente va vista. Se ci ha visto, ci chiamavano, ci sbattevano le mani, come se ci volessero far festa. Sì, ma noi siamo corsi via. Tu che dici me? Tu che dici, Tibu? Io dico che è meglio che andiamo a dare un'occhiata. Grazie, un momento. Cerchiamo da capircesi. Noi siamo diretti a Vienna. Vienna? Ja. Wir sind alle aus Wien. Ja. Vienna. Vienna. Avete capito pure voi? Quello che ho capito io. Parlategli un po' dei turchi. Li turchi? Turchi? Capisci? Turchi? Sì. Oh, Turchi. Kaputt. Alle kaputt. Come che fossimo arrivati davvero. Mi sembra strano. Mica è tanto tempo che eravamo dalle parti di Sparciarelli. Sì, ma l'avevamo fatta di strada. Io sono stata morta. Guardiamoli i fatti. Dico, questi che li volevamo piare? Per frascatani? Mi pare di no. Sono tutti biondi. Svarcia, Turken. Ci hanno detto che stiamo a Vienna, o no? Non ci hanno parlato pure dei turchi, o no? Quelle bandiere non so come quelle che ci ha fatto vedere il cardinale prima da partire. Solo che mi parano un po' troppo allegri. Allora, che volemo fare? Bisogna andare a vedere. Cencio, che Cosciala e Erfava, più 6 uomini, verranno con me a dare un'occhiata. Tu, Peppe, fia quelli armati di schioppo e proteggeci le spalle. Sii prudente. Non far matto, ma raccomando. Stai tranquillo, diamo solo un'occhiata. Non c'è pericolo alcuno. Spero. Nam. Pare che andiamo a fare una festa. E saranno contenti perché li liberiamo. Ragazzi, allora siamo d'accordo, eh? Soltanto un'occhiata in giro e poi squaglia. Appena dentro... Tutto come Sparciarelli. Andiamo, va. Via! Anu, Vienna? Sì, è Trastevere. Ma che dico? Ne possino cegarmi. Ho visto pure casa tua. Oh, a me mi è parso di vedermi voi. Ma allora, a sti forestieri chi sono? Boh. Fatemi capire pure a me. Lo siamo di a finire stavolta, eh? Nella merda fino a qui. Siamo veramente pieni di guai. Cesena. Ci resta. Comandante mio patacca. Chi me? So io. Rispondo io per tutti.
Ieri un corriere da Vienna ha portato la notizia che i turchi sono stati sconfitti dalle armate cattoliche del colonnello Sobieski. Questi profughi sanno che anche voi avete partecipato a impresa. E anche a Roma tutti lo sanno, sì? Sì? Ah, sì? E certo. Ci abbiamo anche un ferito, siamo tutti testimoni. È vero? Certo. I romani vi attendono per rendervi onore. Oh, bentornato! Namo, e dai. Muoviti, c'è la guerra. Viva, viva Nero! Padacca! Per forza! Allegri! Partiamo! Noi siamo crociati e ci abbiamo la fede! Aio! Ci siamo! Ama! Arrivano mamma lì, torchele, 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 viva, viva Nero! Padacca! Hai avuto manifestazioni, onorificenze. Che effetto fa essere un eroe? Beh, oddio, un eroe. Via, non fa tanto il modesto, fietto mio. No. Non è stata mica un'impresa da niente. Guarda quasi quanta strada avete fatto. Da Porta del Popolo. Cortese. Ah, Eminem, ma che mi state a coglionare? Attento a come parli. Si me sei tu che mi volevi coglionare. Io? Sapessi quanto mi è costato quel Corriere di Vienna a fargli di che va incontrato da quelle parti? Pensa se si sapesse per Roma. Certo non sarò io a spargere la voce. Sempre che tu sia disposto a fare qualche cosetta per me. Ah, ma allora io, se ho capito bene, sarei sempre stato come che un giocarello nelle vostre mani. E mo che dovrei fare? Te farai venire vocazione. Io te faccio abate e passi al servizio mio. Ma che vi siete ammattito? Oh! Zitto? Pesa le parole, figlietto mio. Io, prete, eminenza, guardi, a costo di... Io non c'ho proprio la vocazione, eminenza. E poi sono puro fidanzato. Per quanto te ne frega di sposarla? Beh. Comunque mica detto che la devi abbandonare. Potrà sempre essere la tua governante. Ah. Ma risulta che è ambiziosa e gelosa. Scommetto che preferirà essere l'amica di un personaggio protetto da me, piuttosto che la moglie di un rivoluzionario chiacchierone. Pensa come andremo d'accordo. Lei sarà contenta, così non gli romperai più i coglioni con le donne dell'antri, magari nobili. E io sarò contento, così non li romperai più a me. Pure la Chiesa sarà contenta quando il popolo saprà che il suo eroe prediletto ha abbracciato la causa del clero. Ah, così io proprio... In un certo senso. Eminenza, vostra eminenza mi perdoni, ma accade un fatto gravissimo. Qualcuno ha sparso la voce che i turchi erano diretti a Vienna su invito degli ebrei. I romani stanno prendendo d'assalto il ghetto. Meo, pensaci tu, corri, date da fare. C'è l'occasione per fare l'eroe. L'ultima occasione. A te daranno retta. Raccatta qualcheduno dell'armati tu e Banghetto. Fatte venire in mente qualche cosa per evitare una strage. Sì. Stavolta mi vado secchi! Ma pensi! Liberate i cancelli, presto! Boni! Evviva la battaglia State buoni! Sto qua io! State ma sentire!
Qui se c'è qualche cosa da fare contro i giudii, so solo io che la deve fare. Dai una lezione te, Meo! Sì. Sì. A me ammazzali tutti come hai ammazzato i turchi! Poveri giudii. Ci penserò io. Vorrà dire che sfiderò al duello io da solo er meglio di loro. Vabbè? Giudì, nel vostro interesse, accettate la disfida. E quando accettano quelli? Ma come si può essere così traditori? Aluri di viacchi! Assassoni! Sozzi infedeli! È più facile dare i sordi a strozzo, è vero? E fatele tutti! Boni! Boni! Allora? Noi non ce ne intendiamo di queste cose. Veramente non sappiamo chi mandare. Ma se può essere tanto vigliacchi? È possibile che là dentro non c'è sta un uomo che è un uomo? C'è uno che viene fuori. È vero, c'è uno che viene fuori. Ma chi sarà sto matto? Guarda sto piccoletto! Mo tu che vuoi? Che te sei messo in testa? Che ci fai ammascherato così? Con te ce l'ho un conto da regolare, ma lo regoleremo dopo. Mo scansate perché c'ho altro da fare e Ma altro da io pensare. sto qua proprio per quello che dovete da fare. Sorme, anche se voi bruciate tutto il ghetto, da là dentro non sorte nessuno, manco un socio. Mo mi spiego. Vedete questi? Questa è tutta gente rassegnata, gente che... Ma che vi spiega a fare? Tanto voi non lo potete capire. Perciò, eccomi qua. Mi dispiace per voi, ma vi dovete accontentare di me. Ma perché? Che tu sei un... So giudio. Sì, so giudio. Mi sono sempre vergognato di dirlo, ma questa è la verità. Ma che è un giudio, eh? Che è? È un uomo come un altro, con due braccia e con due gambe. E mo? Non dico per adesso, perché se te batti con me non lo so mica quante te ne rimangono. E può darsi che stavolta non gliela fai a scappare, perché io prima t'ammazzo. Ci so. E che ci rimetto? La faccia per tutta Roma ma avete fatta perdere. Giusto una vita dentro anghetto, eh? Hai capito che prospettiva? Bel medaglione. Ecco, a voi vi aspettano onori, glorie. Ognuno sa i fatti sua. Tu non ti preoccupare. Allora che volemo fare? E che volemo fare? Di questo punto mica ti aspetterai che mi dirò indietro. No? No. Andiamo. Mando. Dove vado? Dai, Ameo! Tirai a fuori la budella! Forza Meo, budella per giudio! Aprilo Meo!
divertite, eh? Vi divertite come il gatto col sorcio. Ma invece da chiacchierare, perché non scappi? Sì, scappa. Scappa? Oh, ci credete che non ci avevo pensato? E mo pensaci! Fermi! Fermi tutti! Lasciatemi solo a tu per tu con lui. Stavolta non me lo faccio scappare. Voi aspettatemi qua che poi vi riporto i pezzi. Preparate il canestro per l'ossa di Marco Pepe! Scappa! E scappa! Scappa! E perché non scappi? Scappa o t'ammazzo! Che nessuno mi segua! Lasciatelo a me! Corri! Corri! Dai! Corri! Un momento, sono cascato. Corri! Ma te vuoi sbrigare? Corri! E mo dove vai? Via a destra, stronzo, che te la ritorni indietro! E corri! Te vedo bella tranquilla, figlietta mia. Non pensi che qui tu figli di una buona donna sarebbero pure capaci di scappare? D'annarsene lontano? Con me o i miei? E quando la trovo nella strada? Ma che fai, te fermi? Posso andare là? Ma tanto te pare, basta che scappi, scappa! Ferma! Oh, guarda che io scappo, eh! Ma scappo sul serio! Ah, e perché io no? No, dai, scappo, molto. Dai, ritorna indietro, aspetta. Ce la fai? E come ne la faccio? Dai, trema! Trema! E sta remando, non me vedi? Trema! Io ce lo sapevo! Ma che sapevi? Dai, rema! Tutto. L'uno fuggendo ed inseguendo l'altro, partironsi da Roma quei due arditi, né da quel giorno alcun, per quanto scaltro, seppe dir dove fussero finiti. E poi che Roma è una città indolente, di per lì se la prese tanto a cuore, ma dopo un po' non gli fregò più niente. Quante ne avemo viste e chissà quante ancora ne vedremo, ma per fortuna noi se ne fregamo, ma per fortuna noi se ne fregamo. Da quando esiste la terra l'uomo va avanti a singhiozzi, quando non può fa una guerra cerca di vermonno a tozzi. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via se corrompe, Fermonno è l'ultima palla che gli è rimasta da rompere. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via se corrompe, Fermonno è l'ultima palla che gli è rimasta da rompere.